Va avanti l'iter per la costruzione del rigassificatore a Trieste, avviate le procedure per gli espropri. Dopo il nulla osta del Comitato Tecnico della Regione, mercoledì a Roma si riunirà la conferenza dei servizi che dovrebbe decidere sulla realizzabilità del rigassificatore di Zaule proposto dalla Gas Natural, ma già oggi le procedure hanno avuto un'improvvisa accelerazione. I quotidiani La Stampa di Torino e il Messaggero Veneto di Udine hanno pubblicato l'avviso di avvio dei procedimenti di vincolo e per gli espropri per la realizzazione dell'opera. Walter Scherk. L'avviso del Ministero dello Sviluppo Economico riguarda il rigassificatore e la costruzione di una linea elettrica interrata per l'alimentazione dell'impianto che dovrebbe collegare Zaule alla centrale di Padriciano. Gli uffici del Ministro Passera nella pubblicazione definiscono il rigassificatore opera urgente e necessaria. Di tutt'altra opinione l'assessore all'ambiente del Comune di Trieste Laureni, che è estremamente critico per l'accelerazione che il Ministero e la Gas Natural hanno dato alle procedure. Ministero e Gas Natural hanno naturalmente anticipato i tempi, per cui avremo 30 giorni fino al 26 dicembre, altra data un po' complicata evidentemente, per pubblicare, l'abbiamo pubblicato già oggi, e per evidentemente accettare tutte le controdeduzioni che la legge prevede contro chi si senta danneggiato da un'opera ancora da costruire. Come giudica il fatto che questo bando sia stato pubblicato dal Messaggero Veneto di Udine e dalla Stampa di Torino? Lo giudico molto male naturalmente, perché se si vuole fare informazione si ricorre a quelle che sono veramente le sorgenti più serie e più diffuse di informazione e non sicuramente si fa soltanto un'opera di puro formalismo senza guardare ai risultati che saranno sicuramente scarsi e di nessuna efficacia. Mercoledì a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe riunirsi la conferenza dei servizi che dovrebbe esprimersi sul rigassificatore, un impianto osteggiato dai comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle e dalla provincia giuliana, mentre un convinto assertore dell'impianto è il presidente della regione Renzo Tondo, che mercoledì pomeriggio parteciperà ad una riunione del Consiglio Comunale giuliano. In contemporanea con l'audizione di Tondo, davanti al municipio ci sarà una manifestazione contro il rigassificatore proclamata dal Comitato per la salvaguardia del Golfo di Trieste.